buonasera a tutti, vi ringrazio della vostra presenza questa sera, cari amici donatori e donatrici, graditi ospiti, soci collaboratori che mi avete supportato e sopportato in questi anni in questa avventura. Porgo a voi tutti il più caloroso saluto di benvenuto ed un sentito ringraziamento per essere più presenti in questa assemblea per approvare il bilancio 2024 e poi faremo il rinnovo del direttivo. Ringrazio l'amico e consigliere regionale di Avis in Sardegna, Tomeo Bua, per la sua presenza qui stasera. Ringrazio gli assessori che sono presenti dell'amministrazione comunale, Paolo Avoscan e Ivan Zetta, e poi passeremo le parole a loro. Tomeo Bua io devo ringraziare perché è stato il promotore in prima linea nella nascita di questa AFIS. I ringraziamenti continuano comunque di dovere per il dottor Pietro Brundo, che anche quest'anno a titolo gratuito ha stilato il bilancio. Un grazie particolare, permettetemi, se no non mi uccidi, la voglio dedicare alla mia famiglia, soprattutto a mia moglie, per la sua notevole pazienza. Santa Subito. Non solo per quello. E a tutte le mogli, compagne e dei collaboratori, poiché questo percorso in parte che stiamo dedicando tanto tempo a questa associazione. Essendo ancora un po' inesperti ci prende molto tempo. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale per il supporto, mettendoci a disposizione la sede per poter effettuare le raccolte con automoteca. Un grazie al dottor Fabris, che durante le raccolte è presente, supportando i donatori con consigli, mettendoli a loro agio. Soprattutto coloro che per la prima volta vengono a fare questo bellissimo gesto. Grazie ai soci collaboratori che partecipano a questa avventura, molte volte facendo le levatacce per la preparazione della raccolta e rinunciando al loro tempo libero per fare volontariato. Grazie Luigi, Catiuscia, Lisa, Angela, Giovanni, Alessandro, Raul, Raffaele, Tore, Fabio e Giuseppe. Vorrei anche ringraziare le nuove entrate, a Noemi ed Emilio, a Piera e Alessandro, Sebastiano e Paolo, che hanno dato la loro disponibilità a darci una mano. Voglio ringraziare il direttivo Apis Gallura, soprattutto la presidente Roberta Sedde, che per motivi personali non è potuta essere presente. In questa assemblea esamineremo i momenti più significativi che hanno scandito l'attività e cercheremo di assicurare ai nostri lavori spunti di riflessione e argomenti che possono essere utili per il proseguo dell'associazione. Finiti i doverosi ringraziamenti, faccio un breve riassunto della nostra associazione, visto che abbiamo portato a termine anche il nostro mandato. E dopo, come detto prima, ci sarà il rinnovo del direttivo. Voi sapete che lo scopo dell'associazione, oltre alla divulgazione e a far conoscere lo scopo principale di essa, della quale molte persone non sanno che servono da 2 a 10 sacche per curare un ferito in un incidente. Servono fino a 10 sacche per un trapianto di cuore, da 30 a 50 sacche per garantire una vita normale ad un talassemia, fino a 40 sacche per un trapianto di fegato. Una sacca aiuti 3 persone. La donazione dura da 5 a 10 minuti. Al donatore vengono prelevati 450 ml di sangue, che corrisponde al 10% del sangue circolante nell'organismo umano, che si riproduce in breve tempo. Una persona può donare da 18 anni fino ai 60, ma se sei in forma e con i dovuti controlli può donare fino a 65-70 anni. Ci sono delle regole da rispettare. A malincuore
ogni tanto riprendo qualche socio donatore e donatrice, poiché, sapendo che vengono a fare questo bellissimo gesto, li vedo arrivare con la sigaretta in bocca, sapendo che deve stare 3 ore prima e 3 ore dopo senza, considerando banali queste regole, invece importantissime per la loro salute. Prima di donare è possibile fare una leggera colazione, preferibilmente non latticini. Donando, oltre a fare del bene agli altri, lo fai anche a te, poiché vengono fatte le analisi base in modo gratuito, verificando il tuo stato di salute. Non a caso che ogni tanto si siano salvate vite umane, constatato che tanti non vanno a fare controlli quando stanno bene e durante la donazione sono state riscontrate anomalie, portando il donatore a fare esami più approfonditi. Quindi sono fermamente convinto del ruolo importantissimo che hanno le ACLES nella società e a Budoni possiamo vantarci con un pizzico di orgoglio di un gruppo di amici donatori, dopo 65 anni di autonomia comunale, essendo anche direttivo uscente, poiché dopo l'approvazione dobbiamo leggere il nuovo direttivo, di aver fatto nascere questa realtà, che sta diventando una bellissima realtà, con un crescendo mensilmente di iscrizioni e con nuove prime donazioni. Quindi mi auguro che il mio successore continui in questo percorso. La nostra associazione, come detto precedentemente, è nata alcuni anni fa. Siamo gli ultimi in ordine di costituzione nell'Apis di Allura, alla quale apparteniamo, e vi assicuro che siamo stati accolti in questa grande famiglia visina con stima, tant'è vero che abbiamo ospitato la 52esima assemblea regionale, fortemente voluta da Tomeo Bua e Roberta Sede, la nostra presidente provinciale. Per il nostro paese è stata una bella vetrina, ospitando centinaia di abissini da tutta la Sardegna, più alcuni vertici di Avis nazionale. E sono fiero perché ancora oggi parlano di Avis Budoni e di Budoni Paese in modo benevolo. Nel 2020 avevamo organizzato una raccolta con i Barbacelli, di cui sono orgogliosamente ne faccio parte da una trentina di anni, portando al centro trasfusionale 28 sacche di oro rosso. Nel 2021, come amici Avis, abbiamo raccolto 81 sacche con 3 prime donazioni. Nel 2022, come Avis comunale già costituita, con 9 raccolte abbiamo registrato 189 sacche con 34 prime donazioni. Nel 2023 la cittadinanza di Budoni, grazie al super lavoro di soci collaboratori che con il loro impegno e passione per il volontariato, perché di questo si tratta, sempre con 9 raccolte abbiamo registrato 239 sacche con 42 prime donazioni. Nel 2024 abbiamo chiuso con 247 sacche, con 21 prime donazioni in 8 raccolte, poiché alcune date sono saltate per problemi di staff medico. Quello che mi dispiace è poiché è saltata quella programmata con l'Istituto Alberghiero di Augustos, dal quale ultimamente, grazie al lavoro di Avis Budoni e del professor Bruno Mobrighile, sensibilizzando i ragazzi a venire a donare, portavamo una ventina di sacche in ogni raccolta. Al 31 dicembre 2024 abbiamo 205 soci donatori più 9 soci collaboratori, suddivisi in 82 donne e 132 maschi. Siamo stati in prima linea alla richiesta di tanti concittadini che hanno avuto necessità di sangue e noi abbiamo contattato i nostri donatori, i quali hanno risposto in modo esemplare alla situazione. Voglio ringraziare, non per ultimi come ordine, tutti gli staff medici ed infermieri che sono venuti a Budoni per la loro serietà e professionalità. Mi auguro che in futuro Avis Budoni abbia una sede più autonoma e indipendente, visto la continua crescita che raccolta dopo raccolta, grazie ai volontari che sono sempre iscritti,
nuovi iscritti. Ora chiudo, passo la parola a Tomeu per i saluti, visto che è venuto a trovarci, e poi ai nostri assessori. Poi seguirà il tesoriere che illustrerà e metterà a approvare il bilancio 2024. Grazie a tutti, buon proseguimento. Ma in particolare il mio personale. Vengo qua molto volentieri e cosa dire, faccio gli auguri e complimenti perché per questa bella realtà che è nata da poco però si sta consolidando, sta facendo dei bellissimi numeri. Ho sempre pensato e creduto che l'Audisi sia lo specchio del paese, della comunità, ed è vero, vuol dire che, insomma, che a Budoni ci sono persone che sono altruiste, che pensano al prossimo, soprattutto alle difficoltà di salute che purtroppo possono capitare a tutti. Donare il sangue è una cosa che è semplice, è facile, però non, convincere le persone a farlo non è così semplice e facile. Voi ci state riuscendo con impegno, con dedizione e con sacrificio. È quello importante, vuol dire che c'è una comunità che sente anche le problematiche che magari stiamo bene noi poi domani però può succedere anche a noi, quindi bravi, continuate così, insomma, e soprattutto poi avete anche il sostegno dell'amministrazione comunale, date una bella sede, comunque non tutti ce l'hanno, ecco, poi vi supporta in tante cose, quindi è davvero una bella realtà. Vi saluto con l'augurio che giornate come queste siano sempre belle così, perché è veramente un'assemblea che è partecipata. Di solito le assemblee annuali, quelle elettive in particolare, non è che siano molto partecipate. Ho visto tante altre, ci sono quelle 10 persone, sono in tutto, qua siamo 30, forse qualcuno in più. Complimenti, ecco, c'è grande entusiasmo. Vi saluto che ho la speranza di essere sempre nella condizione di dover donare, ma è quella di dover ricevere. Ecco. Grazie. Buonasera a tutti. Per chi non mi conosce, io sono Paolo, sono un amministratore di Budoni e sono anche di Socio Avis. Devo dire che ricordo innanzitutto i saluti di tutta la giunta, di tutta l'amministrazione comunale. Noi con Franco, il presidente, non so se... Peccato che sei juventino, no? Devo dire a Franco perché impedisce. Devo fare i complimenti a Franco perché io sono stato un grande, come posso dire, consumatore di sangue, perché ho avuto un brutto incidente e quindi sono stato uno che, devo dire grazie sicuramente a un'associazione come l'Avis, perché ho avuto bisogno di veramente tanto sangue. Devo dire che ho notato anche la differenza che c'era visto che si parla che in Sardegna c'è sempre tanta carenza di sangue. In effetti io ho avuto vari interventi sia sulla Nord Italia che qua in Sardegna, e in effetti qua in Sardegna prima di ogni intervento c'era sempre questo problema, c'era sempre la carenza di sangue, bisognava sempre allertare amici che venissero a donare. Questo è successo a Minore, è successo a Cagliari, è successo a Vistano. Purtroppo io sono un veterano di tutti gli ospedali, quindi dopo questo incidente io avevo donato una volta da ragazzo, però poi non, come tutti i ragazzi, si pensa all'altro e non avevo nessuna intenzione magari di diventare donatore. Una volta subito comunque l'incidente, rendendomi conto sulla persona che comunque donare è importante perché c'è veramente tanta gente che ha bisogno di sangue, volevo fare il donatore, però purtroppo questo incidente mi aveva lasciato dei segni che secondo alcuni medici non mi potevano permettere di donare. Grazie alla caparbietà
del nostro futuro presidente, faccio un po' di campagna elettorale. Insomma, non si è arreso ai primi no, alla fine è riuscito tramite il dottore Cocco, se non sbaglio. Io, a me manca la milza, però per molti il fatto che non ci fosse la milza non potevo donare, cioè era proprio tassativo che non potevo donare. Invece questo dottor Cocco mi ha detto assolutamente, anzi, quasi mi faceva anche bene donare perché c'era un riciclo di sangue. Insomma, sono riuscito a diventare donatore. Non so se riuscirò a pareggiare tutto quello che ho preso, però ci provo, l'impegno c'è, riuscirò a fare quello che posso. Infatti sempre lottato per la Infatti ogni volta mi prenota, sono 50 litri, non so se ce la faccio. Comunque grazie a tutti, grazie all'Avis Buloni, che veramente è un'associazione che fa piacere avere sul territorio, perché è una cosa un po' meglio di tante magari associazioni che hanno scopi diversi. Questo è proprio uno scopo benefico e come può un'amministrazione comunale non supportare una cosa del genere. Cioè, poi Franco vabbè un po' rompipalle perché questa sede è condivisa e quindi a volte magari c'è un po' di disordine lasciato da chi usufruisce della sede, però dai, lascia pazienza la scopa e la paletta. Ti garantisco che ha pazienza. Poi c'è una moglie, ha detto che è paziente. Comunque grazie veramente a tutti. Allora adesso Raffaele, che è il nostro tesoriere, illustrerà un po' il bilancio di questa. Questi? Innanzitutto buonasera. Mi serve stampare. Ci siamo. Buonasera a tutti. Io non so quello degli anni discorsi o quello dei numeri, tanto tutto il resto è stato detto. Allora, noi quest'anno abbiamo avuto tutte le entrate per 4.373 euro, di cui 1.365 dalle i vari volontari che ci hanno lasciato un'offerta, serate fatte in anfiteatro, eccetera, e 3.008 euro sono arrivati dai donatori tramite l'Avis provinciale. Per cui abbiamo avuto 4.373 euro di entrate e 4.100 euro di uscite, perché abbiamo comprato un computer, abbiamo comprato diverse cose, cancelleria, donazioni, queste cose qua. Per cui abbiamo un disavanzo di 240 euro in attivo che sicuramente andremo a spendere già nel 2025. Diciamo che una parte è già stata spesa perché abbiamo comprato una specie di fondo per spendere un attimo gli ambienti. E i nostri bilanci sono tutti qua. Quello lì la vostra abbiamo a casa, però è una banca. In banca, mentre in banca ci sono rimasti ancora al 31/12 5.119 euro. Per cui siamo un'associazione abbastanza sana, le risorse per andare avanti ci sono. Speriamo che il nuovo direttivo continui su questa strada e vi auguro un buon lavoro a tutti. Salutiamo il Presidente. Buonasera a tutti, io faccio parte della Commissione Verifica Poteri, che è un organismo diciamo esterno al ruolo del direttivo, è un organismo burocratico che verifica appunto l'andamento dell'associazione. Faccio parte insieme a Catuccia e ad Angela. Abbiamo fatto il primo verbale di cui adesso ne do lettura. In data 1 febbraio 2025 alle ore 10 presso la sede Avis sita in via Montanaro 1 stazione Solità, noi sottoscritti componenti della commissione relazioniamo quanto segue.
Facendo seguito agli accertamenti espletati, di cui legittimati a compiere, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento ABIS nazionale, circa l'operato dell'Associazione ABIS Cordoni per l'annualità 2024, constatiamo attraverso l'esame della documentazione prodotta l'insussistenza di elementi per la quale si è richiesta una revisione. Pertanto, a parer nostro, osserviamo che sia assicurata la veridicità di quanto asserito in fase dichiarativa dagli atti medesimi. Per inciso, tale commissione contempla il suo parere favorevole in merito all'approvazione, rimandando all'Assemblea la votazione degli stessi. Poi abbiamo scritto che ci avvaliamo di questa circostanza per esprimere una sentita riconoscenza per l'attività svolta sia al Presidente, ai componenti del direttivo, al revisore dei conti, al direttore sanitario e ai successivi. Questo è... Allora, io sono Giovanni Messina, faccio parte del divisore dei conti assieme a Alessandro Media qua presenti e a Roberto Petrella che se l'impegno non può essere facile. Allora, signori Succi, premesso che il vigente statuto ci attribuisce sia l'attività di vigilanza amministrativa che l'attività di controllo contabile. Con la presente relazione rendiamo conto del nostro operato per ciò che attiene alle funzioni di controllo contabile. Il progetto di bilancio, chiuso al 31/12/24, approvato dal Consiglio direttivo ai sensi delle disposizioni vigenti e nell'osservanza degli assetti statutari, è stato trasmesso a questo Collegio dei Revisori, rimanenti ai prospetti e agli allegati in dettaglio, oltre che relazione sulla gestione. Il Collegio dei Revisori concorda con l'impostazione data dal Consiglio direttivo nella relazione del bilancio, in quanto lo stesso fornisce un quadro chiaro e trasparente delle attività svolte dall'Atis Comunale di Buduri nel corso dell'esercizio 24. Ai sensi dell'ordinamento corrente, il Collegio delle Revizioni dei Conti ha svolto il controllo contabile del bilancio dell'anno 24 mediante le attività di riscontro periodico della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, verifica della corrispondenza del bilancio e dell'esercizio delle scritture contabili per gli accertamenti eseguiti, la conformità dello stesso secondo le norme vigenti. Il controllo sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio dell'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile. Il controllo contabile è stato eseguito non solo mediante verifiche dettagliate delle spese giustificative di spesa, ma anche attraverso l'acquisizione di copie delle stesse puntualmente fornite dall'impraticabile tesoriere nel corso delle verifiche periodiche effettuate. Sulla base di questo non me lo ricordavo. Sulla base dei controlli degli accertamenti eseguiti, il Collegio rileva che il bilancio che viene sottoposto alla vostra approvazione corrisponde alle risultanze contabili per quanto riguarda la forma e il contenuto è stato redatto nel rispetto dei vigenti normativa con l'applicazione dei criteri dettagliatamente esposti nella relazione tesoriera. In considerazione di quanto in precedenza esposto, esprimiamo pertanto parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio, così come predisposto dal Consiglio direttivo. Il Collegio spera di non aver deluso le vostre attese per il lavoro svolto. Lo stesso si è articolato principalmente sull'imparzialità delle valutazioni dell'operato amministratore nell'ambito della propria autonomia e indipendenza di giudizio. In ultimo volevo ringraziare l'intero Consiglio che puntualmente hanno fornito tutta la documentazione in maniera sistematica, ordinata, semplificando il nostro operato di controllo di giudizio. Volevo chiudere facendo un augurio in bocca al lupo al nuovo direttivo e mi raccomando di tenere sempre in considerazione principalmente il buon autore. Lasciate un po' perdere E non guardare a me, non è un cartello. Non è che... Ha tornato voi. Quindi mi raccomando, Ok, grazie. Per quanto riguarda la burocrazia, diamo una lettura, dovranno approvare i bilanci che ha Raffaele, sia il preventivo sia il consuntivo. Io leggo un'altra relazione per il Consiglio direttivo, quando eravamo presenti Francesco Muggiano, Carlo Luigi, Giovanni Mesina, Casa Raffaele ed altri. C'erano diversi ordini del giorno, quindi era l'approvazione del bilancio. Leggo questo punto, il tesoriere Casa Raffaele indica nel dettaglio tutte le entrate che ci sono state durante l'anno, le donazioni, il contributo dell'ambito provinciale, il dettaglio delle spese effettuate, le colazioni per i donatori, il mantenimento del conto bancario, materiale pubblicitario, acquisto dei calendari, pen agent, eccetera. Per noi è stato votato all'unanimità all'interno del direttivo. Sempre nella stessa riunione abbiamo ragionato anche sul previsionale
quindi sempre il tesoriere indica minuziosamente quello che potrebbe essere il bilancio per la prossima annualità, aggiungendo delle spese ordinarie, materia di cancelleria, ulteriori materie di pubblicità. Anche questo, posto al voto, viene approvato all'unanimità. Sempre lo stesso giorno veniva decisa l'assemblea odierna per il giorno 1 febbraio 2025. Quindi per noi come il Consiglio direttivo e anche per tutti gli enti di controllo hanno approvato il bilancio, quindi chiediamo all'assemblea se approvano i bilanci. Ora chiediamo la prima votazione per il bilancio consultivo del 2004, quello che abbiamo chiuso. Chi è favorevole? Alzate in mano. Data di mano. Contrari? Nessuno? Ok. Approvato all'unanimità. Perfetto. Quindi ora parliamo anche del previsionale per il 2025. Tutti favorevoli? Tutti favorevoli? Unanimità. Nessuno contrario? Unanimità. Perfetto. Allora, il bilancio è stato approvato. Il bilancio è una parte burocratica che va fatta. Adesso si parla di il comitato elettorale. Sì, no. Abbiamo fatto, per potersi candidare nel nuovo direttivo, praticamente siamo tutti, siamo a fine mandato, quindi non siamo dimissionari, però comunque siamo a fine mandato. Abbiamo provato a chiedere a chi era disponibile a partecipare al nuovo direttivo e ci sono arrivate un numero di candidature pari alle persone che possono essere inserite nel direttivo. Quindi riteniamo opportuno quindi non andare a votazioni singola, ma visto che ci sono tutti i candidati disponibili, e per noi è giusto che ci siano tutti presenti, e per noi è giusto che ognuno abbia la sua voce, anziché togliere qualche persona. Noi siamo convinti che più si è meglio è, e sono arrivate queste candidature che vi leggo e che quindi praticamente fanno parte del nuovo direttivo dal 2025 al 2029. E si tratta di Beccu Noemi, di Muggiano Francesco, di Fenu Sebastiano, Idas Alessandro, Cano Luigi, Saba Salvatore, Sanna Paolo, Tuvone Chiera, Piras Luigia Francesca, Silanos Raul, Casta Raffaele, Eluardo Emili e Santa Fabio. Se per voi non ci sono problemi, anche questo si va. Andiamo a votazione. Si va a votazione. Quindi la maggior parte approvano, all'unanimità viene approvato anche questo punto di del giorno, quindi abbiamo un nuovo direttivo. Presidente? Il Presidente verrà deciso all'interno, le cariche verranno decise all'interno del direttivo. La prossima riunione che fate? La prossima riunione? Quando convocate il direttivo vi mettete d'accordo e fate Io non fatelo fuori. È molto probabile che Non fatelo fuori a Franco. è molto probabile che la croce ricadrà sullo stesso soggetto. Dobbiamo però pensare. Esatto. Però è molto Ringraziare coloro che hanno deciso di vogliono stare sempre come volontari. Per tutto il lavoro che hanno fatto da Giovanni Mesina, che adesso chiaramente non vi ha chiesto l'aumento di stipendio, lei lo bocciate, non vuole venire a farci, a Alessandro Melle, lo stesso, per motivi comunque legati al lavoro personali, hanno deciso di collaborare, quindi vi aspettiamo alle prossime, durante tutte le raccolte, come soci collaborativi e donatori, perché soprattutto è quello che è importante. In bocca al lupo al nuovo direttivo, mi auguro che facciate un buon lavoro, un proseguo sempre migliore di quello che è stato fatto fino a questo momento. Grazie di nuovo a tutti quanti. Le designazioni dei delegati. Allora, ci sono chi c'è disponibile, quindi per i delegati delle assemblee delle provinciali
c'è un delegato ogni 100 iscritti, più listi. Per la regionale uno ogni 300. Poi per la nazionale la propone in assemblea provinciale e regionale. Se ci sono dei candidati che vogliono partecipare oppure candidarsi per gli organi collegiali di APIS provinciale o regionale, se non ci sono problemi per APIS provinciale mi propongo il sottoscritto. Ci fa parte come direttivo di APIS provinciale. Chi è contrario, chi è favorevole? Favorevole? Astemi. Pure devono rimanere a casa. Candidato per le cose provinciali. Poi delegati per l'assemblea provinciale possiamo delegare 2 noi, vero? Più 2 supplenti, avendo 200 supplenti, sì. Quindi chi si vuole candidare per andare alle assemblee provinciali? Chi è il delegato? Chi si vuole candidare? Io sì. Fabio, Piera. C'è qualcuno che si vuole candidare? Io sì, ti ho detto. Non la regionale. Stamattina? Tore. Beh, Allora, uno è Tore, uno è Salvatore. sì, La provinciale, l'altro Sanna Paolo, più 2 supplenti. C'è qualcuno che si vuole candidare come supplente? Sì, quale siamo? Come supplenti, ti interessa? Sì, i servizi permettendo, va. Dipende. Ok, Idas Alessandro? Grazie. Poi e Piera Turbo. Così andiamo assieme, va. Perfetto, anche sulla Io posso dire che in questi 3 anni che ho guidato assieme a questo gruppo quest'APIS neonata, che poi eravamo un po', e quando è entrato il CUPIS eravamo tutti impreparati. Noi possiamo vantarci come donatori di avere alle spalle tante donazioni, però a livello burocratico è stata anche un po' un problema. Come tu sai, anche già l'anno scorso con il famoso LUNSU, i problemi che ci hanno portato, e lì devo ancora ringraziare a Fabio e a Andrea, mio figlio, per la pazienza che hanno avuto a risolvere dei problemi, dove stando anche alle 8, le 9 di sera d'inverno non è stato molto piacevole anche a prendere. Poi meno male è subentrato l'amministrazione che ci ha fornito un climatizzatore dove più in gira siamo stati un po' bene, però il più era stato fatto. La burocrazia è una delle bestie, le brutte bestie che purtroppo sul volontariato, sul terzo settore ci dà molte problematiche. Primo perché l'80% del direttivo è tutte persone che lavorano. E sinceramente non siamo ancora esperti come può essere un APIS Oschidi che esiste da 50 anni. Anche noi tra un paio d'anni riusciremo a entrare un po' nel sistema, oltre che burocratico, anche pratico delle cose. Io adesso a questi nuovi entrati e il nuovo direttivo chiaramente farò un gruppo dove fisserò una data, dove ci faremo e decideremo le carte. Va bene? Io ringrazio nuovamente tutti quanti di essere stati qua presenti, che mi avete un po' ascoltato, anche un po' noiose. Ringrazio a Peppino Cannello per la sua disponibilità che ci sta facendo e ci ha fatto
delle riprese, e quindi lui è già un vecchio reporter con la 52esima assemblea regionale, il quale ha regalato all'Avis Cuduli i dischetti di tutto quanto la giornata. Immaginatevi che pazienza che ha avuto. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Quindi grazie a tutti voi, grazie a Toneu, porta i saluti alla Presidente, al Presidente regionale e a tutti quanti Lunedì abbiamo lo sportivo. ringrazio nuovamente gli amministratori, i cuochi che loro sono, vabbè, poi li valuteremo dopo. Adesso non vi chiudiamo. Ci risentiamo in giudizio. Ho fatto un po' un album di foto che dalla nascita di questa associazione fino adesso, quindi un po' dei crudi, se vogliamo, spegniamo la luce, vogliamo vederlo. Noi ce lo prendiamo. Questa è una delle prime, se ci ricordiamo, quando abbiamo fatto la costituzione della sede Avis con Roberta Sette. Ancora con le mascherine? No, con le mascherine il giorno. Ti ricordi? Ecco, queste sono il gruppo di persone che erano il giorno. Questa è quella famosa fatta con i Barbacelli. In prima linea sempre Luigi. Per forza, tutto questo. Fra, tu eri il fotografo, adesso vedi. No, non ero io, se sono lì come faccio? Non si vede niente. Ma perché non lo avvicina? Perché oggi è messa a fuoco. No. Non è un piano molto vicino. Questo è uno slogan che avevo ricavato, quindi torna indietro un attimo. E mi auguro, infatti lo stiamo sempre portando avanti con la con tutte le prime donazioni che ho voluto premiare. Quello è più basso, più basso. Una mascherina. Sì, non sembra neanche a me. Quante prime donazioni che abbiamo fatto. Tutto alberghiero. Dove? Che brutto che sono. Anche io. Certo, che quello è un marchio. Lì era roba davanti. Questo è il mio collega, guarda. Alla scuola alberghiera. Hai visto? No, questo Che bravi. è ciao. Questa è Francesca, la presidente della segretaria provinciale. Che è questa macchina?
E questo è quando è venuto quello di Avis nazionale, che ancora... Si ricorda del vostro spuntino. L'avete ubriacato? Sì, questi sono lì all'alberghiero e queste sono dottoresse che si sono innamorate del presidente, che volevano. Eraici. Può capitare. Sì. È facile del sangue. Ecco a dottor torna indietro. Ti ricordi questa? Sì, con il dottor Aguzzini. Il dottor Aguzzini, vicepresidente di Avis Chiede nazionale. sempre, quando ci vediamo, Ah? bisogna darsi per saluti. E questo fa piacere. Come riportaci la Budone che è proprio in gamba. Non hanno ieri. Mi carica ancora. Ah, no. Questa è la 52esima, tutto la... Ecco, bloccalo qua, guarda, lì veramente c'è il migliori, dove ancora si ricordano di questa giornata. No, le ho fatte solo io, c'erano. Queste sono le foto fatte da Peppino Cannetto, Grazie. Sì. Vedo le come- sue riprese. Eccole qua. Maria Giovanna, saluti del presidente Avis Budoni. Eccolo. Qua in Gran Gala, lui... Nato riforma davanti. Questo è il presidente di Avis Sardegna. Eccomi sì, il nostro delegato. Questa è Quella che è morta, sì, mischina. la presidente. Ecco dottor Aguzzini. Vanessa. Il scambio di doni. Guardate com'era l'assemblea il giorno a Buduni, l'anfiteatro. Questo è il dono che ci ha dato Avis Sardegna, la torta a Baia dei Pini. E questo è un altro slogan: senza sangue non possiamo salvare neanche a te. Anche questo è importante. Ma che è troppo alto così? A Baia? Tutti sospetti. La nostra Angela che dona oltre che essere collaboratrice. Angela, prima donazione. Ecco lo chef. Questo è agli inizi quando stava imparando. Dottor Fabri sempre in prima linea e lo ringraziamo veramente di cuore. I ragazzi dell'alberghiero. Questo è il manico di Valentina. Sì. Anche questo l'abbiamo convinto. Questa è l'inaugurazione dell'automoteca di Avisul. Qualcuno aveva già fatto. Sopravvenne. Sì. Salve. Questo è l'Otiulo, salve. Ascolta, glielo devi dire che venga anche da noi a cantare gratuitamente. beh. Come tutto ieri sera al centro sociale. Vedi, sotto il vento che aspettavamo i ragazzi. La nostra Presidente, dispiace per Tonia che non è potuta essere presente. Questa è a Castelsardo, una delle prime grigliate. Questo dove è a Monti. Fausto in divisa, siamo riusciti a convincerlo a donare anche a lui.
Eccoci, abbiamo iniziato con i panini. Angelo, fratello e sorella, veramente. Ecco gli altri due nuove qui donazioni. Eccolo. Paolo, l'hai visto? Torna indietro. La testardaggine di entrambi però. Questa è la torta che... Eccolo, Sebastiano Fini.